Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo, giornata lievemente instabile sulle nostre regioni, anche con qualche precipitazione associata. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo a due facce oggi, più soleggiato e prevalentemente asciutto in pianura, sia pure con presenza di molte nubi, instabile con rischio di rovesci e temporali sulle aree montuose. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime saranno comprese tra i 16 e i 20 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra i 24 e i 30 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Molte nubi oggi su questa regione con alta probabilità di precipitazioni nel corso della giornata, soprattutto su Udinese e Pordenonese, mentre altrove sarà in genere più asciutto. Vediamo anche le temperature. Le minime saranno comprese tra 19 e 21 gradi. Le massime oscilleranno invece tra 26 e 29 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Condizioni di instabilità nella giornata odierna su questa regione, rovesci e temporali saranno frequenti, sia pure alternati a schiarite soleggiate. Fenomeni più probabili nel pomeriggio. Diamo un'occhiata anche alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra 16 e 18 gradi. I valori massimi risulteranno invece intorno ai 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.